La 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma al Lido dal 29 agosto al 7 settembre, coinvolge tutta la città metropolitana. Ecco perché è già tempo di conto alla rovescia. Dopo la metà di agosto, come avviene già da 5 anni, le giornate degli autori, una sezione ufficiale della mostra organizzata dalla Biennale, sbarcano nella Laguna Sud a Chioggia. Le giornate degli autori in realtà cominciano in Laguna alla metà di agosto, insieme a Zalab e alla città di Chioggia per Laguna Sud, quel cinema fuori dal palazzo che molto ci piace perché indica il nostro modo di parlare con la terra in cui io sono nato e in cui le giornate degli autori hanno preso vita al Lido nel 2004. A Chioggia ci saranno 5 serate ad ingresso libero, insieme ai protagonisti del cinema e della cultura, in uno spazio dove si specchiano le immagini e prendono forma le utopie. Poi lo sbarco della mostra al Lido, con 12 film, di cui 11 in concorso, nella selezione ufficiale, 6 eventi speciali e tanti altri appuntamenti, dibattiti sul cinema, iniziative ed incontri alla Villa degli Autori in Lungomare Marconi. Quest'anno la selezione durante la Mostra del Cinema dal 28 di agosto al 7 di settembre è piena di sorprese, come tutta la mostra è piena anche di grandi nomi, di star, di autori promettenti. Giorgio Cosetti, il direttore delle Giornate degli Autori, ci regala una chicca e un'anteprima di quanto avverrà durante la kermesse cinematografica al Lido. Il 7 di settembre sarà nel segno di Bartabas, il re dei cavalli, una delle personalità più straordinarie, carismatiche, uniche, a cavallo fra il teatro, il circo, il cinema, una sua grande passione da sempre.